Presidente, quest'oggi ha incontrato i vertici di Carnia Industrial Park. Quali sono stati gli argomenti al centro dell'incontro e gli impegni, se ci sono, della Regione? Intanto devo dire che sono molto soddisfatta del lavoro che sta portando avanti il Presidente Gollino e il Direttore Generale Farinelli. Davvero un lavoro prezioso in un territorio complicato. Abbiamo rammendato l'esistente, come mi piace dire spesso, sistemando alcuni contenziosi, alcune vertenze, ma soprattutto creando le condizioni perché in prospettiva questo Carnia Industrial Park possa davvero essere la risposta alla montagna che per troppo tempo ha rischiato di mancare. In prospettiva perché il nuovo insediamento industriale della MB nel vecchio capannone della Copca, che è il frutto di un'operazione in cui ho partecipato attivamente insieme ovviamente ai miei uffici e che credo siano il risultato davvero di un lavoro corale che premia anche la creazione di nuovi posti di lavoro, e dall'altro il consolidamento di insediamenti industriali già esistenti, penso ad automotive, fanno sì davvero di dare una prospettiva a questo territorio in termini di ripopolamento e popolamento e anche in termini di consolidamento di servizi. Poi ovviamente abbiamo parlato anche di altri progetti interessanti, come quello che può farsi con una stretta collaborazione con Innova FVG e anche quello riguardante la logistica, che può addirittura coinvolgere il porto di Trieste.